Bella raga, ciao a tutti dal commento, la veneziana ragazzi, Flight Simulator, tappona di oggi, un'oretta scarsa, 330 miglia circa, da Marrakesh a Gibilterra ragazzi, prevedo un atterraggio molto difficile perché l'aeroporto di Gibilterra è duro e soprattutto non ha l'ILS fiori. Siamo con il Spanair Airbus, eccolo qua il nostro Spanair fiori nella tipica lingua, madrelingua cumendiana. E niente, siamo pronti a decollare. Rock and roll come. E si va. Tempo ideale per volare, fiori qui a Marrakesh, 37 gradi cumendiani, fiori, un caldo atroce. Qui in Marocco, dal Marocco a Gibilterra, fiori. Altra tappa comunque africana, eh? Il Cume sta spaziando in tutto il continente. La prossima è probabile che trovatevi una bella tappa anche per il prossimo video. Eccoci qua. Ole. Vola con tanto fiato in gola. La 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 la. Eccoci qua ragazzi, salutiamo l'aeroporto di Marrakesh. Eccolo qua. Siamo dal punto di vista dei passeggeri, un punto di vista molto cumendiano. Ciao, ciao. Ragazzi, siamo in salita per 14.000, quota di crociera non altissima per questo volo. E niente, fiori. Siamo già in rotta. È un volo veramente di un'ora scarsa, ma proprio la parte bella, perché ho già fatto atterraggio di Gibilterra, ma la parte figa è proprio la fine, perché devo l'atterraggio, perché devo andare proprio in manuale, fiori, e ci sarà da ridere secondo me, ci sarà molto molto da ridere secondo me. Ragazzi, mancano circa 100 miglia, ci siamo, qua il tempo è buono, un po' di nuvole ma nulla di pauroso, è tutto regolare, questo diciamo che è una tappa così, nel senso mi piaceva perché era l'unica che aveva comunque uno scenario particolare che non avevo mai fatto. Però essendo corta comunque diciamo a pochi punti salienti, ecco, anche nel tempo sarebbe bello beccare un bel diluvio, un bel monsone sarebbe bello beccare, quindi una tappa malesiana, ecco, però è chiaro che dobbiamo capitare nel giorno che piove perché qua siamo col meteo reale. Ragazzi, adesso il cielo è sereno, veramente, ormai vediamo già la Spagna, che dire fioi, si gode perché è importante avere un atterraggio perfetto senza nuvole e rotture di coglioni perché non siamo con gli atterraggi strumentali, quindi per un comandone crazy come c'è bisogno veramente della visibilità ideale. Stiamo lasciando l'Africa, guardate che bello il mare, però guarda, gli uccellini anche ci sono, che bello, abbiamo anche gli uccellini, perfetto. Dai che ormai adesso facciamo l'avvicinamento cumendiano e si arriva a Gibraltar. Ma qua c'è anche un aeroporto. Guarda che bello. Buono, buono, buono. È che farà una traccia da profe, me lo sento. Ragazzi, ci siamo, ma sono in difficoltà. Sono in difficoltà, senza LS è troppo dura, fioi. Siamo qua nella rocca di Gibraltar. Vai Gibel, vai Gibraltar, vai Gibraltar. Siamo allineati, yo. Siamo allineati, Roger. Un po' alta. Che cazzo. Devo buttarmi. Fiore, devo buttarmi. Panicata come un dio. No. Sin break. Sit break. Merda. Guarda che bello però. The Airport of Gibraltar. Merda. Oddio. Mi sto cagando addosso. Mi sto cagando addosso. Mi sto cagando addosso. Sono troppo veloce. Sono troppo veloce. Sì. Mamma mia. L'ho presa la bomba, fioi. Sorry. Siamo arrivati. Eccoci qua. Siamo arrivati di pancia proprio, fioi. Ci ho provato. Mi scuso per quelli che amano la simulazione, però lo sapete, fioi, che io gioco, insomma, così, cerco di fare il possibile. Proprio qua c'è il passaggio a livello tipico di Gibilterra, la roba tipica proprio di questo aeroporto. E niente, siamo arrivati. Mi dispiace però che l'atterraggio è stato veramente pesante. È proprio andato boff così. Niente raga, aspetto commenti per il prossimo volo. Torniamo però sul ILS che almeno è un
leggermente più piacevole l'atterraggio. Questo veramente, veramente duro. Raga, un saluto dal commendatore veneziano. Ciao!